Guardo il nostro chairman, Bene, buongiorno a tutti, benvenuti, grazie di essere qui. Speravamo in più pioggia, non per non avervi ovviamente, ma perché ne abbiamo estremamente bisogno, ma in realtà ha già smesso. Quindi ci fa veramente piacere essere qui a confrontarci con voi su un tema importantissimo. Lo sappiamo tutti, siamo coinvolti in questo importante percorso di trasformazione digitale in questa fase finanziata dal PNR, ma per noi questo non è ovviamente un punto d'arrivo, ma è una tappa intermedia di un percorso che abbiamo già avviato anni fa con gli enti locali e soprattutto con le aziende ICT. L'obiettivo della giornata di oggi è un po' capire, assieme a voi, assieme al mondo, assieme al mercato, come riuscire a costruire e poi mettere a terra una strategia vincente che sia da una parte rispondente alle esigenze dei cittadini, che sono il nostro primo stakeholder, quindi servizi utili per loro, una seconda ovviamente dimensione che risponde agli enti locali, e una terza che sia coerente con la strategia che la Regione Veneto si sta dando nell'ambito dell'agenda digitale del Veneto. La giornata è intensa, non è lunghissima e quindi, come ho preannunciato a qualcuno, dovremmo riuscire a stare in un'ora e mezza, un'ora e 40, quindi siamo poi liberi prima sicuramente di mezzogiorno. Lascerei subito la parola per i saluti iniziali e per l'introduzione della giornata di oggi al direttore Idelfo Borgo, direttore della direzione ICT Agenda Digitale, che ci spiega un po' quali sono le attuali iniziative che la Regione Veneto ha nell'ambito della governance e come il ruolo del mercato delle aziende ICT è così fondamentale. A te Idelfo. Grazie. Dico solo che sembriamo pochi in quest'aula, ma siamo una trentina, ma abbiamo altri 60-70 persone connesse online, quindi l'evento ibrido abbiamo anche delle persone che ci seguono online. Scusa Idelfo. Grazie Luca, grazie anche ai nostri illustri ospiti che bene o male, come ha già anticipato anche Luca, in questo percorso sono degli attori fondamentali, come in realtà lo siete anche voi che oggi siete qui presenti con noi. Ed è questo che volevo un po' raccontarvi di questo modello di governance che la Regione Veneto in questi anni ha cercato di predisporre. In realtà è un modello che è nato quasi spontaneamente un po' anche da solo e che in questo momento qua ogni tanto lo sento anche nominare come modello di governance Veneto, il modello Veneto. Che cos'è questo modello Veneto? Beh, innanzitutto devo dire che è un modello che è legato a un insieme di attori, nel senso che non è il Veneto che fa, ma è il Veneto inteso come giunta regionale, ma è il Veneto con tutti gli attori che lo compongono. Chiaramente perché siamo arrivati a questo modello di dispiegamento? Siamo arrivati principalmente per due motivi. Beh, il primo lo anticipo, in realtà lo anticipo alla slide finale che ve la racconto, delle slide, di queste 54 slide che ho predisposto, non è vero, sono un po' meno, anche perché una decina di minuti vorrei fare il mio intervento, no? Perché in realtà noi parliamo di PNRR, ma in realtà il PNRR è solo il punto, chiamiamolo, il punto odierno. Noi in realtà in questo modello siamo partiti ancora precedentemente, perché poi alla fine tutte le cose le si fanno se ci sono le risorse. Le risorse per noi sono state rappresentate dalla precedente programmazione europea, sul quale abbiamo iniziato questo modello di dispiegamento. Abbiamo utilizzato queste risorse per far sì che diventi il nostro modello. In realtà oggi lo stiamo tentando di applicare nel PNRR, ma per quanto ci riguarda in realtà per noi sequenzialmente, anche se in realtà devo dire parallelamente, perché poi la temporalità è quella, c'è anche tutto il nuovo piano di dispiegamento delle risorse europee del 21-27 che è già operativo, perché in realtà il 21 è già qualche anno fa, no? Che in realtà, però questo è il primo motivo fondamentalmente, nel senso che quello che volevamo fare è che questa iniezione di risorse nella pubblica amministrazione, in realtà diciamo del Veneto, non fosse solamente un obiettivo di spendere soldi, ma fosse un obiettivo di portare dei risultati. I risultati sono quelli che noi ci aspettiamo in questa trasformazione digitale che noi sentiamo sempre stato parlare. Come l'abbiamo fatto un po' in questi anni? L'abbiamo fatto in un modello che ha sempre coinvolto fondamentalmente il territorio. Come vedete qua in questo contesto noi abbiamo sempre ritenuto che tre fossero, diciamo, le linee sui quali dover agire. Tecnologie, territorio e trasformazione. Da un lato le tecnologie perché è un elemento fondamentale poter disporre di soluzioni che permettono di far cosa? Che permettono di essere proposte ad un territorio, a un territorio che ovviamente va seguito, un territorio come la Regione Veneto che è molto diverso
perché stiamo parlando di realtà montagna, realtà che abitano nel litorale, realtà che a volte, in realtà cittadine che si trovano con poche centinaia, con qualche migliaio di abitanti, che si trovano a centinaia di migliaia durante la stagione magari. Motivo che poi assieme a un territorio la trasformazione la si fa solamente con un piano di accompagnamento. Ritornando un po' in questo modello, in realtà le tecnologie sono fatte fondamentalmente, noi abbiamo sempre identificato come fatte di 3 elementi fondamentali. Innanzitutto è l'innovazione. Un elemento fondamentale sul quale proprio mi piace proprio sottolineare che è il fatto che abbiamo 2 modalità con cui digitalizzare qualcosa. Possiamo quello che abbiamo sempre fatto finora, perché chiunque di noi qua ha sempre gestito anche quello che è la digitalizzazione dei processi, l'abbiamo fatto. Ma in realtà quello che noi vorremmo fare, vorremmo che prendere spunto anche proprio dal PNRR, anche dalla programmazione europea, far sì che si possa innovare, parlare di innovazione trasformando. Si è sempre parlato poi di queste figure che devono essere responsabili della transizione digitale. A me non piace parlare di transizione, mi piace parlare di trasformazione, perché solamente in questo modo potremo far sì che quello che è un po' il digitale, la trasformazione digitale, non sia il fine. Il fine non è trasformare digitalmente, il fine è raggiungere il cittadino. E questo è l'elemento fondamentale. Dobbiamo far sì che gli strumenti siano degli strumenti veramente, non che siano il fine. E questo è l'elemento fondamentale. Chiaramente questo passa a cosa? Passa anche attraverso il fatto che bisogna informatizzare le procedure, fondamentalmente. Quindi stiamo parlando che l'obiettivo finale per noi è sempre il cittadino, perché se non portiamo questa innovazione verso il cittadino, in realtà rischiamo di fallire il nostro risultato. Avremo speso i soldi del PNRR, ma non abbiamo raggiunto effettivamente questa trasformazione digitale. Dobbiamo raggiungere il cittadino come? Lavorando sul concetto un po' di informatizzare le procedure, informatizzare tutta la parte del back office e in questo contesto qua, grazie un po' all'esperienza che abbiamo fatto anche la precedente programmazione europea, grazie al fatto che abbiamo lavorato anche con le autorità urbane, abbiamo introdotto un po' quello che è il concetto di LED, i livelli essenziali di diritti al cittadino, cioè far sì che le pubbliche amministrazioni, in questo caso abbiamo portato con 273 comuni del Veneto, hanno adottato questo modello, grazie ai finanziamenti del precedente programmazione, di far sì che tutti i comuni possano dotarsi di questi livelli di essenziali di diritti digitali, per far sì che sia il piccolo, grande comune possa proporre servizi digitali da cittadino. È chiaro che però i servizi sono accompagnati da cosa? Anche dal fatto che poi il comune deve anche gestire tutta la parte del back office, perché altrimenti non abbiamo trasformato completamente le procedure. Terzo elemento fondamentale, questo un po' è una cosa forse che la stiamo sentendo in questi giorni e vorrei fosse anche un aspetto fondamentale per il futuro, cioè passare dal dato all'informazione, perché poi alla fine lo sentiamo spesso quando voi magari parliamo con qualche sindaco, con qualcuno, non capisci in realtà ma cosa me ne faccio di questi dati? Dei dati nulla. Dobbiamo imparare a far sì che questi dati diventino un valore se lo trasformiamo in informazione e questo è un lavoro che dobbiamo fare assieme per far sì che poi ci siano le competenze anche necessarie per far sì che qualcuno capisca che da quel dato che abbiamo digitalizzando un processo abbiamo assunto delle informazioni e queste informazioni devono servirci poi per governare quello che è un po' la transizione verso il futuro. L'altro elemento fondamentale poi che di questo modello è proprio lo spirito di collaborazione con il quale noi abbiamo portato avanti i nostri progetti. L'abbiamo fatto iniziato con quella precedente programmazione in cui abbiamo spinto, abbiamo finanziato perché nascano quelli che abbiamo chiamato i soggetti aggregatori digitali del territorio, cioè far sì che a livello provinciale si creano delle aggregazioni che permettono all'interno delle loro aree di uniformare, standardizzare i processi, portare i servizi di digitalizzazione verso il cittadino. L'abbiamo fatto anche assieme alle autorità urbane, cercando di portare avanti anche quel modello di, chiamiamola, condivisione degli strumenti anche. Quindi da lì è nata proprio anche con la precedente programmazione una bellissima esperienza assieme alle autorità urbane in cui tutte le autorità urbane, le 5 attuali autorità urbane si sono unite per portare avanti un unico progetto, okay, che ha visto in realtà nascere quello che nella prossima programmazione si verrà chiamato Veneto Data Platform, cioè
far sì che il concetto di smart city possa essere utilizzato all'interno delle autorità urbane con uno strumento condiviso tra le autorità urbane, ma condiviso anche con la regione stessa. E l'elemento della condivisione è stato un elemento fondamentale in questo percorso di governance, perché non ha solamente visto le autorità urbane che si sono messe a gestire assieme delle piattaforme, assieme con la regione, i SAD che si sono messi assieme a gestire queste piattaforme, ma in realtà queste piattaforme poi noi le abbiamo anche condivise con spirito di condivisione anche con le altre regioni. Ne è nato in realtà un modello di condivisione partecipato, che non vuol dire, non sto parlando di condividere uno strumento tecnico, metterlo in riuso, qualcuno se lo prende e se lo importa a casa sua e se lo gestisce. No, far sì che diventa una condivisione partecipata, far sì che poi quello che qualcuno sviluppa in quello che ho messo in condivisione diventa anche la piattaforma verso Pago PA, verso SPID, verso anche la gestione di servizi verso i cittadini, è stata condivisa con 7 altre regioni, che l'abbiamo fatto, 7 regioni, ma non solamente, ci sono anche altre città metropolitane che hanno utilizzato queste nostre piattaforme. Questo è stato proprio un percorso che abbiamo portato avanti e che ci ha permesso di arricchire questo patrimonio, diciamo, di piattaforme che stiamo mettendo a disposizione. L'ultimo elemento fondamentale verso il territorio sono poi le competenze. Questo forse è un elemento che ci vedrà un po', dovrà vederci lavorare proprio nei prossimi anni, perché poi tutte queste risorse che sono messe nel territorio riescono veramente a sfruttare questa trasformazione solo se il territorio ne ha le competenze per poter poi gestire queste piattaforme, questi strumenti digitali che mettiamo a disposizione. E sono competenze ovviamente non solamente per la pubblica amministrazione, ma anche verso il cittadino stesso, che deve essere anche in grado di utilizzare i servizi digitali che mettiamo a disposizione. E su questo, sulla stregua un po' di quello che abbiamo fatto con la precedente programmazione, che ha visto nascere un po' anche 11 Innovation Lab, per portare competenze nel territorio, non solamente verso la pubblica amministrazione, ma verso anche il cittadino, con la prossima programmazione europea, ma in realtà sta già cominciando proprio anche in questi giorni qua, posso dire, grazie anche alle risorse del PNRR, si cercherà da spirito ancora di spingere ulteriormente verso lo sviluppo delle competenze digitali verso il cittadino. Ultimo elemento, per chiudere questa slide qua, che sono già rimasto un po' anche troppo, devo dire, ci sono dati 54, ricordo, 53, sì, esatto, perché ho anticipato l'ultima. L'aspetto fondamentale, parliamo di trasformazione, ma in realtà bisogna anche essere più anche realisti. La trasformazione si fa con 3 elementi fondamentali. Il primo, servono le risorse per farlo. Su questo devo dire, fortunatamente, in questo momento qua, forse le risorse non ci mancano. Però bisogna anche sapere non solamente avere risorse, bisogna avere anche le soluzioni da poter condividere. Ecco il concetto di piattaforme, per far sì che poi queste soluzioni, perché siano dispiegate nel territorio, ci vuole tutta quella fase di supporto, di accompagnamento per la pubblica amministrazione, che è un elemento fondamentale. Su questi 2 elementi mi piacerebbe un po' fare una riflessione, perché in realtà è il secondo motivo per cui ci troviamo qua oggi. Qua, in questa platea qua, principalmente ci sono, diciamo, le aziende che operano in questo territorio e che aiutano la trasformazione digitale. Quando io ho affrontato il tema che la Regione Veneto ha finanziato lo sviluppo di piattaforme, ha sviluppato lo sviluppo di strumenti, in realtà del cittadino è un sistema molto complesso. Devi prima di tutto per il back office non abbiamo tutta la parte del back office, perché altrimenti non riusciremo mai che poi deve arrivare direttamente al cittadino. Ed ecco questo appunto il secondo motivo di perché ci vediamo oggi, perché in realtà per noi portare avanti
stakeholder. Come vedete qua siamo seduti sul tavolo, c'è Regione, c'è ANCI, abbiamo PagoPA, abbiamo il Dipartimento per la trasformazione digitale insieme con noi. È un modello molto complesso, sul quale ovviamente la Regione Veneto, nell'ambito un po' della concertazione e nella parte della gestione, sviluppa insieme a tutti questi attori questo modello che poi, da un lato, poi deve essere poi dispiegato nel territorio, e su questo poi, così colgo anche l'occasione anche per passare tra breve la parola anche ad ANCI Veneto, noi lo stiamo facendo assieme con ANCI, insieme con tutta quella parte, diciamo, che abbiamo concertato e definito insieme poi col Dipartimento e con PagoPA, con tutti gli attori, diciamo, nazionali. Poi alla fine siamo coscienti che solamente chi conosce il territorio è in grado di spiegare in maniera corretta e anche far sì che diventi una vera trasformazione digitale. E questo in realtà forse il cuore del modello Veneto, cioè andare sul territorio con chi conosce il territorio. Anche noi siamo regione ma non conosciamo il territorio, ma chi lavora nel territorio lo conosce sicuramente molto meglio di noi. Ed è grazie anche a loro che in realtà possiamo dire di aver raggiunto anche dei grandissimi risultati, perché poi, ne dico solamente uno per tutti, poi lascio la parola a te Enzo. Siamo la prima regione, ad esempio, per pagamenti digitali nell'ambito per tutto sulla piattaforma PagoPA. La Regione Veneto, grazie all'aiuto anche di ANCI, grazie anche all'aiuto anche di PagoPA, anche del Dipartimento, ha fatto sì che la Regione Veneto in questo momento qua è la prima regione italiana per numero di transazioni, ma anche per transato. È uno dei tanti altri obiettivi che lo possiamo fare solamente grazie con chi opera nel territorio. Così colgo anche l'occasione per passare a Enzo, anche a te, la parola per capire cosa stiamo facendo assieme con ANCI. Vai Enzo. Grazie Delfo e grazie a tutte e a tutti per essere intervenuti qui oggi. Insomma, questo importante incontro di allineamento rispetto alle molteplici iniziative che Regione, ANCI, PagoPA e il Dipartimento per la trasformazione digitale insieme a ISAD stanno portando avanti. Diceva bene Idelfo, nel senso che bisogna lavorare con chi solitamente mette a terra o lavora nel quotidiano con il territorio, con la messa a terra del territorio. Ma questa cosa non è una cosa scontata, non è una cosa assolutamente banale, ma è stata frutto di una precisa volontà di Regione, e qui davvero ringrazio la direzione ICT, perché è una cosa che in realtà tutte le altre ANCI d'Italia, suddivise in ovviamente organizzazioni regionali, dicevo prima, un po' ci invidiano. Ci invidiano perché c'è un dialogo fattivo tra chi giustamente deve occuparsi della regia, in questo caso Regione, della visione, e poi chi in qualche modo ha l'onere e il compito sul territorio di fare un po' da cinghia di trasmissione e di scaricare a terra, ascoltando anche quelle che sono le criticità e ovviamente le non competenze, perché diciamocelo, nei comuni medio-piccoli si fa molto presto a trovare persone che su tematiche così innovative non sono sul pezzo per tanti motivi. Uno su tutti, se vogliamo, anche un po' l'età media dei nostri dipendenti pubblici, che è sopra abbondantemente i 56 anni, tant'è che quando in comune arriva un trentenne sembra sempre che sia arrivato Gesù Cristo, perché sa solamente usare i social, un computer e siamo tutti che pendiamo dalle labbra del trentenne di turno. Ecco. Quindi questa è una cosa, ripeto, non scontata e non banale, anche perché consente a noi di fare arrivare la voce in maniera organizzata e armonizzata a chi di fatto poi andrà a trattare queste tematiche sia a livello nazionale che nel concreto anche a livello locale. Diceva bene anche sempre Idelfo Borgo rispetto al PNRR e alla complessità che si è aggiunta a un sistema già complesso, se vogliamo, della gestione delle politiche comunitarie europee, che vedono sì il nostro Paese e soprattutto questa regione con una grande capacità di spesa, ma nel contempo la vedono in fortissima difficoltà per l'enorme frazionamento che abbiamo sul territorio quando si va a parlare di politiche comunitarie, perché per citare un dato, nel solo settennato 14-20 a livello di sistema Paese non siamo stati in grado di spendere circa 30 miliardi di risorse di quel settennato. Se consideriamo che in questo settennato se ne sono aggiunte 140 più i 231 del PNRR, più le finanziarie, scostamenti di bilancio vari, noi ci troviamo per la prima volta nella storia seduti su una montagna di opportunità che, vuoto per pieno, occupa circa 600 miliardi di euro tra il 2021 e il 2027.
Quindi capiamo bene che se in qualche modo non si riesce a fare quel salto di qualità verso il quale invece stiamo cercando tutti insieme di andare, il tema è assolutamente non economico ma organizzativo, sia delle nostre istituzioni sia anche della platea, della bella platea che in questo caso oggi qui rappresentate, perché senza un soggetto sano come il mercato, ripeto, guidato, perché in questo caso qui sì, bisogna dirlo, con alcuni paletti, non troppi perché altrimenti il mercato non è libero, ma alcuni paletti legati allo sviluppo del territorio e delle politiche integrate, chiaramente si può far fare il salto di qualità al nostro Paese che il PNRR dovrebbe e vorrebbe nelle sue intenzioni. Detto questo, io vado velocissimamente a raccontare un po' quello che stiamo facendo proprio con Regione e perché siamo stati ingaggiati. IDELFO appunto diceva chi conosce un po' il territorio, noi lo conosciamo un po' perché ci stiamo con la testa dentro e un po' perché lo subiamo, quindi spesso purtroppo non ci troviamo a governare i processi perché chiaramente i cambi di quadri normativi dall'alto vengono recepiti non tutti allo stesso tempo dagli enti locali e di conseguenza ci troviamo a lavorare con un frazionamento anche di quello che è un ritorno nella mancata applicazione del quadro normativo corretto o più banalmente della sua errata applicazione o totalmente non applicazione. E ANCI cosa fa? Fa di fatto da armonizzazione rispetto a questa complessità, cerca di ricreare un quadro opportuno attraverso webinar, attraverso pareri legali che rilasciamo gratuitamente ai comuni iscritti che in Veneto occupano circa il 92% dei comuni veneti e a livello nazionale siamo circa su 7.500 comuni su 8.000, quindi diciamo la quasi totalità insomma, degli enti locali. ANCI cerca di restituire in maniera armonizzata questa complessità e queste criticità affiancando i comuni sedendosi letteralmente in fianco per far sì di essere sostanzialmente una sorta di prolungamento innovativo di quelle che sono le capacità dei dipendenti comunali in quel momento. Ricordo che il tessuto, in particolare il tessuto veneto, è particolarmente frammentato, nel senso che i comuni sotto i 10.000 abitanti costituiscono 504 comuni dei 563 e questa cosa non aiuta chiaramente anche l'ente locale a far sì che quei pochi dipendenti che ci sono vengano dislocati per il periodo di tempo necessario per essere chiaramente formati e equipaggiati di strumenti tali per gestire, capire e mettere a terra questa complessità. Questo è anche un altro fattore importante, tant'è che con Regione, a fronte anche del grande ascolto che ho avuto nei nostri confronti e per capire un po' come superare queste criticità, abbiamo messo a terra una serie chiaramente di webinar con la modalità nostra tipica, ovvero quella di cassetta degli attrezzi. Sostanzialmente il dipendente si distacca un paio d'ore e quello che non sapeva fare prima o torna che lo sa fare o quantomeno sa dove girarsi e a chi chiedere per poterlo fare. Perché altra questione altra specificità più che questione che noi mettiamo sul piatto, solitamente facciamo sì che i comuni trattino tra loro tra pari e quindi ci sia uno scambio osmotico in quelle che chiamiamo le buone pratiche e l'applicazione corretta delle buone pratiche, perché a questi webinar solitamente non vengono a parlare docenti universitari o accademici che sì, chiaramente vanno sempre bene, ma viene a parlare il dirigente o il funzionario pubblico che con quella normativa, con quella complessità ha avuto a che fare e ha provato a mettere a terra, a scaricare a terra chiaramente quella complessità dando anche un'interpretazione di un certo tipo piuttosto che di un altro. Queste cose che, ripeto, veramente possono sembrare semplici e banali e quasi analogiche in contrasto con la mattinata che stiamo avendo, in realtà sono le modalità che ci hanno consentito di raggiungere i numeri che citava prima IDELFO. Tant'è che, sempre citando un altro evento particolarmente importante, il Fondo Innovazione, sulla prima fase del Fondo Innovazione, ricordo, siamo riusciti a portare circa 520 comuni, vuoto prepieno, alla compilazione della prima fase. A livello nazionale i comuni erano 2.900. Quindi, giusto per raccontare che 520 comuni su 563, quindi possiamo dire il 90% dei comuni di Regione Veneto, con questa metodologia in qualche modo sono stati intercettati e sono stati messi al tavolo in maniera armonizzata. Questa cosa ovviamente comporta non poca fatica e
e non poco sforzo da parte di tutti, anche perché alcuni progetti pensati dal nazionale, e scendo a bomba a questo punto sui 4 macro temi che un po' ci riguardano direttamente, che sono il progetto 1000 esperti, per citarne uno. Questo è un progetto che era stato pensato molto bene, tra virgolette, in termini di titolo, mandare degli esperti di PNRR, così ce l'avevano comunicata sia a Regione che ad ANCI, sul territorio per affiancare i comuni in quella che era la compilazione dei progetti e la messa a sistema di progetti PNRR, salvo poi invece aver cozzato con la realtà e aver trovato sia delle persone con dei curriculum assolutamente importanti, ma che per 2/3, se non addirittura di più, non avevano mai lavorato con la pubblica amministrazione e quindi ci hanno messo nelle condizioni spiacevoli a tutti, ripeto, da Regione ad ANCI, fino agli enti locali che li hanno ospitati, di dover in qualche modo parare il colpo rispetto a una comunicazione che era attesissima dagli enti locali. Voi potete immaginarvi questi miliardi che arrivano, i comuni non hanno gli strumenti, lo Stato gli dice vi arriveranno degli esperti e poi questi esperti in realtà sono stati mandati per fare un lavoro fondamentale che era raccolta delle colli di bottiglia e di costruzione di strumenti per la semplificazione, ma che nulla aveva a che vedere chiaramente con la costruzione di progettualità di PNRR e la messa a terra. Ecco, questo è un esempio di come abbiamo un po', tra virgolette, ragionato e addolcito il territorio che chiaramente era pronto con i forconi a dare addosso al sistema paese per questo motivo. Su questo aspetto devo dirvi che sempre grazie a Regione Veneto abbiamo corretto di moltissimo il tiro, adesso i comuni li accettano di buon grado perché hanno capito che non sono lì a fare un lavoro legato alla progettualità del PNRR, ma che li stanno aiutando a costruire quelli che saranno gli strumenti che nel medio e lungo termine serviranno alla semplificazione e alla facilitazione di fatto e di conseguenza anche alla trasformazione digitale di processi invece molto complessi che oggi vedono un arretrato importante del nostro sistema paese. Un secondo punto che abbiamo attivato sempre insieme a Regione Veneto, a PagoPA e al Dipartimento della Transizione Digitale e ai SAD, i soggetti aggregatori digitali, riguarda lo sportello unico. Ecco, qui ritorniamo alla questione analogica che dicevo io prima. Non so se ci sono delle slide per... Ah, si è messa, grazie. Non l'avevo seguito. Grazie mille. La valletta d'eccezione. Grazie Delfo. E allo sportello unico, dicevo, giusto per capire anche qua il tema dell'analogico, i comuni che hanno già chiamato da inizio anno sono oltre 100, con contatti telefonici unici intendo, mentre per quanto riguarda le mail inviate sempre in maniera verticale ai 563 comuni, quindi personalizzate rispetto alle istanze e alle richieste fatte, sono già oltre 350. Questo per raccontare cosa? Per raccontare sì che la trasformazione e la transizione sono necessarie, ma che passano chiaramente per un purgatorio, che è un periodo di tempo non di brevissima durata, in cui o ti siedi in fianco al dipendente comunale tipo e gli spieghi dall'A alla Z cosa sta facendo, come lo sta facendo, fino quasi a compilargli le procedure, o difficilmente riesci a far partecipare in maniera sensata e piena quell'ente locale. Ovviamente mi riferisco, ripeto come prima, soprattutto ai comuni medio-piccoli. I comuni grandi hanno i loro problemi, ma fortunatamente hanno altre risorse, i comuni capoluogo in particolare, Bassano, piuttosto che San Donà di Piave, insomma i comuni di una certa dimensione hanno un sacco di strutture che gli consentono di superare queste criticità in maniera più o meno agile, mentre i comuni medio-piccoli chiaramente si devono appoggiare anima e corpo ai soggetti sovracomunali che tendono la mano. In questo progetto ovviamente di sportello unico stiamo anche raccogliendo chiaramente tutte le adesioni e supporto, stiamo mettendo a conoscenza delle piattaforme abilitanti di Regione Veneto e stiamo facendo un lavoro corale rispetto anche a tutto il progresso che è stato sviluppato in Regione Veneto e di cui anche noi di ANCI siamo venuti a conoscenza solo tra virgolette negli ultimi 3 anni, proprio perché prima, passatemi un po' la metafora, si pensava chiaramente a progettare la macchina, il motore, a metterla fuori e, tra virgolette, poi bisognava trovare qualcuno che la guidasse, in questo caso gli enti locali, per rendere davvero viva e concreta un po' quell'iniziativa pensata intelligentemente a monte. Questa unione adesso c'è e sta portando ovviamente un sacco di frutti e una buona rivoluzione, devo dire, nel nostro tessuto amministrativo. I webinar di formazione lo stesso, ne abbiamo implementati, anche qui
come ANCI Veneto eravamo un'eccellenza e mi fregio di dirlo perché i numeri del 2022 sono davvero importanti. Abbiamo raggiunto oltre 22.000 tra funzionari, dirigenti, dipendenti e giovani amministratori dei nostri comuni con i nostri webinar di formazione, e a questi si sono aggiunti chiaramente quelli che ci sono stati richiesti in comune accordo con Regione, per citarvene alcuni, che riguardano per esempio la rendicontazione della piattaforma Regis, i principi del Do Not Significant Harm, che come sapete tutti i temi della sostenibilità, approfondimenti sul MEPA e sicurezza digitale nella pubblica amministrazione. Ecco, questi sono solo alcuni in più che abbiamo implementato in questi anni, anche perché erano tematiche complesse da spiegare ai comuni medio-piccoli e tematiche molto più di senso o sentita nei comuni ovviamente dai 50.000 abitanti in su, come potete immaginare. Ultimo tema, invece, la rappresentazione di Regione Veneto, intesa come l'insieme delle sue istituzioni sui tavoli nazionali. Le altre ANCI regionali, dicevo prima, ci invidiano un po' questo rapporto che ci ha consentito e ci ha dato, tra virgolette, anche la possibilità di rappresentare il modello Veneto, cioè il modello pensato dalla direzione in primis e in concordato con PagoPA e il Dipartimento della Trasformazione Digitale ai tavoli con il governo. Tant'è che le stesse ANCI regionali chiedono ad ANCI Veneto di coordinare questi tavoli in maniera verticale, sia sulla missione 1 del PNRR, sia su tematiche legate chiaramente a aspetti innovativi di sostenibilità, come banalmente le nuove comunità energetiche e quant'altro. Ecco, questo solo per dire che negli ultimi 2 anni veramente si sta facendo tantissimo con le risorse umane che c'erano prima, e con queste risorse economiche nuove adesso stiamo cercando insieme di mettere a terra questi nuovi modelli per accompagnare il territorio chiaramente verso la tanto agognata e sperata trasformazione digitale. Grazie al dottor Muoio che ci ha fornito un quadro molto analitico anche del contributo importante di ANCI Veneto e anche della specificità del nostro contesto. Passerei la parola adesso a Francesco Capitanata di PagoPA. Non so se hai delle slide, mi dicono di sì. Se le gestisce, te le gestisci, potresti essere autonomo, che ci racconta invece qual è anche la prospettiva evolutiva delle piattaforme abilitanti nazionali e come state evolvendo dal vostro punto di vista. Grazie, un quarto d'ora anche a te. Buongiorno a tutti e grazie per questo invito. Come PagoPA abbiamo studiato e ci siamo affiancati al modello di governance di Regione Veneto, e non possiamo che ritrovarci su questi 3 pilastri di tecnologia, territorio e trasformazione. Mi ha colpito molto la parte di trasformazione del territorio che senza un supporto e accompagnamento degli enti non rende possibile la vera trasformazione digitale, quindi l'innesto di un processo end-to-end sul territorio che consenta la trasformazione digitale. Io ho fatto un piccolo esercizio oggi per questo speech. Abbiamo fatto un'analisi dei servizi collegati alle principali piattaforme che PagoPA mette a disposizione degli enti e finanziate dal PNRR, quindi PagoPA, Appio, piattaforma notifiche digitali. Cosa emerge da questa analisi? Regione Veneto, all'interno del perimetro di Regione Veneto ci sono 563 comuni. Questi 563 comuni hanno avuto una crescita anno su anno, quindi 2022 su 2021, del 73%, che è un dato edificante, è un dato positivo. Se però rapportiamo questo dato alla popolazione residente all'interno del Veneto, che sono circa 4,8 milioni di persone, è una crescita modesta. Cioè ci sono degli ambiti di sviluppo sui pagamenti, in particolare sulla piattaforma PagoPA, che sono vastissimi. Questo perché? Perché i fondi, prima il Fondo Innovazione, poi il PNRR, hanno fatto sì che i comuni, è stato citato dal dottor Muoio prima il dato di adesione alla piattaforma PagoPA di tutti quanti i comuni grazie al Fondo Innovazione, hanno dato un boost enorme, hanno aderito tantissimi comuni, ma come? Attivando servizi minori, non servizi, quelli che noi definiamo servizi ad alto transato, ovvero che trascinano, grazie alla diffusione sul territorio, tanti altri servizi minori. La Tari, Murte, scolastici, cimiteriali. Il dato è che su 563 comuni solo 69 hanno attivato la Tari, solo 290, un po' meglio, hanno attivato il servizio multe. Questo non ha consentito di attivare un processo vero di trasformazione digitale perché le persone non utilizzano, non c'è una diffusione sul territorio così ampia.
Stessa cosa sull'applicazione IO. Tantissimi servizi, siamo arrivati l'anno scorso a 13.655 servizi. Ma con che qualità? Servizi che passano, consentitemi il termine, informazioni al cittadino ambigue, generiche, non chiare. L'APIO è uno strumento di comunicazione territorio-ente, contrario, ente-territorio, ma se non passa informazioni chiare è uno strumento inutile. Quindi l'integrazione della messaggistica su IO, della piattaforma PagoPA che consente il pagamento e adesso anche di piattaforma notifiche digitale, la piattaforma che consente di inviare notifiche a valore legale ai cittadini, è un set di piattaforme che si inserisce in un ecosistema completamente interoperabili fra loro. Quello è il processo che noi dobbiamo andare ad inseguire, perseguire, per attivare la digitalizzazione sugli enti. Più avanti ho riportato un esempio di quella che è la vision di PagoPA, un modello di integrazione di queste tre piattaforme. Un ente ha la necessità di inviare un messaggio, magari contenente una notifica a valore legale a un cittadino, comunica tramite l'APIO, il cittadino ne viene a conoscenza, vede, quindi legge il contenuto, quando APIO diventerà anche un domicilio digitale, questo ovviamente, adesso c'è un percorso un po' meno brillante, apprende l'informazione, legge che c'è un qualcosa da pagare, lo paga, l'ente ha notificato un atto, ha l'informazione che il cittadino ha pagato, può chiudere il processo. Il cittadino all'interno dello stesso ambiente, su APIO, con una user experience semplificata, ed è questo un servizio al cittadino, è lui il nostro cliente, passatemi il termine, da commerciale di PagoPA, un commerciale anomalo ovviamente. Quindi questo è il modello che noi andiamo a perseguire. Come lo possiamo perseguire? Grazie a tutti gli elementi che sono stati dati anche stamattina al tavolo, quindi un accompagnamento degli enti e il ruolo di regione, dei partner, delle software house sul territorio è fondamentale. Un dialogo tra tutti questi soggetti è imprescindibile. Se nella prima fase sono stati attivati servizi semplici, no? Devo prendere i fondi, attivo un servizio veloce, prendo il fondo, ma non attivo il processo di digitalizzazione. Quindi l'instaurazione di centri di competenza come i SAD che avete citato prima e di raccordo fra enti, territorio e piattaforme per noi è fondamentale, l'abbiamo sposata. Tanto che nel 2023 abbiamo messo in campo delle azioni di supporto e azioni di raccordo per gli enti. Abbiamo degli obiettivi che sono sfidanti. Nel 2022 abbiamo puntato e raggiunto i 320 milioni di transazioni sulla piattaforma PagoPA. Quest'anno dovremmo arrivare a 420 milioni. Sono numeri sfidanti. Su APIO, oltre che pompare servizi e messaggistica, vogliamo che questi servizi siano servizi a valore aggiunto, servizi utili al cittadino e dobbiamo arrivare a 800 pubbliche amministrazioni su piattaforma notifiche. Per arrivare a questi obiettivi è necessario che il dialogo fra i soggetti che partecipano all'ecosistema sia attivo, funzioni. Abbiamo modelli virtuosi, ad esempio il Comune di Verona che ha attivato il servizio multe con un processo molto intelligente, è un processo che noi suggeriamo al territorio, che suggeriamo di copiare. Quindi la collaborazione fra i diversi soggetti con l'attivazione di connettori per il dialogo tecnico, per l'attivazione di livelli di servizio minimi garantiti agli enti. Ci sono casi in cui non è garantita ancora l'attualizzazione dell'importo e su piattaforma notifiche è un requisito fondamentale. Capite che non riusciamo a sbloccare queste modalità. Il rispetto delle specifiche attuative per noi è fondamentale, sebbene capisco l'onere di dover rincorrere a volte le nostre specifiche tecniche, però proprio perché abbiamo compreso la necessità del territorio e degli enti che operano sul territorio, abbiamo messo in campo queste azioni. Lato ente, azioni di supporto, abbiamo pubblicato delle nuove linee guida per l'APIO. Come si costruisce un servizio? Quali sono i messaggi che un cittadino ritiene utili? Come lo devo costruire? Quindi non pagamento tari, devo dare delle informazioni. Abbiamo messo in campo una campagna di comunicazione per il territorio, per comunicare
I comuni sono ben felici di dire ai propri cittadini stiamo utilizzando l'Appio, altrimenti una cosa che non viene comunicata rimane nel nulla, no? Abbiamo ideato delle funzioni di messaggistica che abbiamo definito premium, un po' altisonante, però sono funzioni evolute della messaggistica che danno informazioni relativamente al recapito di un messaggio, alla lettura o alla possibilità di inviare messaggi con allegati che non siano il mero avviso di pagamento. Abbiamo reindustrializzato e stiamo lanciando l'area riservata dedicata all'onboarding alle varie piattaforme degli enti, un po' una vetrina delle piattaforme di PagoPA. Un ente si collega, vede quali sono le piattaforme messe a disposizione e può avere un layer di configurazione imprescindibile poi dal lavoro delle software house e dei partner sul territorio, è un livello molto più alto. E andremo live con la piattaforma notifiche. Questo lato enti, lato invece soggetti che intervengono all'interno di questo mercato. Abbiamo recepito l'indicazione di avere un maggior supporto, tanto che nel primo bimestre del 2023, ma già anche nel 2022, quest'anno in maniera più forte lo abbiamo fatto, abbiamo organizzato una riunione plenaria con tutti gli intermediari tecnologici, tutti i partner tecnologici. Abbiamo pubblicato delle circolari, anche delle newsletter che spiegavano sotto diversi profili, un profilo più di business. Voi siete aziende che operano in un contesto di mercato, siete spesso privati che devono produrre ricavi. Quindi quali sono? Perché seguire le evolutive di PagoPA? Qual è l'obiettivo? E abbiamo cercato di spiegarvelo. E poi, passo ulteriore, Regione Veneto credo ce ne darà atto, incontri mirati alla condivisione di piani per l'accompagnamento di questi enti. Questo per far cosa? Per valorizzare il potenziale diciamo dei fondi erogati tramite il PNRR, cioè avere i soldi per sviluppare servizi un po' semplici, inutili, non ha un valore, bisogna innestare proprio questo processo. E la diffusione di best practice che abbiamo individuato sul territorio. Quindi il messaggio è: va bene, ma occorre lavorare per innescare un processo digitale a tutto tondo che tenga in considerazione tutti gli attori del mercato e in primis il cittadino, che è il nostro cliente finale. Grazie. Grazie a Francesco che ci ha raccontato come ovviamente la collaborazione con la Regione Veneto è attiva su tanti fronti, come nonostante noi siamo la prima regione per pagamenti, gli margini di miglioramento sono ancora importantissimi, quindi raccogliamo questo spunto come una sfida. Ci dovrebbe essere collegato da remoto, ma lo vedo subito, anche Marco Rimoldi, che ringrazio, perché come PagoPA, ma in particolar modo, in particolare adesso col Dipartimento della Trasformazione Digitale, con il team territoriale, noi abbiamo veramente un rapporto estremamente proficuo e attivo. Cioè negli ultimi mesi, in realtà ormai più di un anno, forse siamo stati la prima regione che ha attivato questo rapporto col team territoriale. Siamo veramente contenti di aver realizzato molto in questi mesi, dai primi webinar informativi al supporto agli enti, alla promozione. Veramente siamo molto contenti di questo rapporto col Dipartimento e siamo sicuri che questo continuerà, anzi si rafforzerà negli anni, perché l'unica finalità che ci vede tutti impegnati è, come diceva prima anche il dottor Borgo, portare a un servizio migliore ai nostri cittadini. Marco, ci senti? Sì, io vi sento, voi mi sentite? Chiaro e forte. Perfetto. Allora provo a proiettare le mie slide, così vediamo se... Sì, Marco, ci dai una panoramica a che punto siamo col PNRR e come stanno andando le adesioni dei nostri comuni. Perfetto, le slide le vedete, sì? Sì, vai. Perfetto, allora buongiorno a tutti anche da parte mia, grazie per l'invito, per questa occasione, sia di essere qua appunto insieme a Regione, insieme ad ANCI, insieme a PagoPA e ovviamente poi insieme agli attori fondamentali del territorio, quindi sia il mondo dei comuni sia tutta la parte ICT. Abbiamo avviato un percorso che ci porterà a PA 2026, quindi abbiamo ancora 3 anni davanti di un percorso importante e in queste mie 7-8 slide volevo darvi un po' un punto di dove siamo ad oggi all'interno del Veneto per la parte dei finanziamenti.
Quindi sul mondo dei comuni abbiamo ad oggi ben 561 comuni, quindi abbiamo superato anche ampiamente i numeri citati sul Fondo Innovazione per quanto riguarda i comuni che hanno fatto almeno un'adesione. Poi abbiamo con Luca De Pietro una sfida per i 2 che ci mancano, che dovremo riuscire a recuperare per fare il 100%, però direi che questi 561 comuni hanno portato oltre 2.850 candidature, quindi vuol dire che mediamente ogni comune si è candidato per 5 avvisi e, dato estremamente importante, l'ammontare di finanziamenti che in questo momento si prevede di poter erogare sulla base di queste candidature, che chiaramente dovranno arrivare a completamento del progetto, ma parliamo di oltre 160 milioni di euro ad oggi, quindi dato importante, dato che cresce. Solo un mese fa, che avevo proiettato una slide simile, eravamo a 150 milioni, quindi ulteriori 10 milioni di crescita su questo fronte. Se guardiamo un po' la fotografia sui singoli avvisi ad oggi dei risultati a livello di candidature, perché ovviamente siamo in questa fase, vediamo come per singolo avviso ci sono numeri estremamente importanti, che sono ovviamente ad esempio sulla migrazione al cloud, dove abbiamo il 90% dei comuni che si sono candidati, addirittura il 94% su servizio del sito, quindi esperienza cittadino, cittadino attivo, e relative attività poi di quello che sono i servizi. Abbiamo a livello anche di identità digitale un 90% e abbiamo parlato prima, quindi il collega di PagoPA ha citato sicuramente sia su Apio che PagoPA, invece abbiamo probabilmente ancora un po' di spazio per crescere assolutamente questi numeri, sia a livello di transazioni come il collega citava, ma anche a livello di candidature, quindi sicuramente un esercizio che vogliamo fare nel prossimo periodo. In questo momento l'avviso chiuderà il 24 di marzo, ma si sta lavorando nel cercare di avere poi successive opportunità per continuare a crescere anche su questo fronte, quindi sicuramente su Apio e PagoPA abbiamo un percorso insieme che vogliamo tornare a fare per rianalizzare. Per quanto riguarda invece gli ultimi 2 avvisi, abbiamo Piattaforma Digitali Nazionali Dati che chiude a maggio, siamo arrivati a quasi il 70%, all'inizio di gennaio il numero era diciamo intorno al 10%, quindi c'è stata una crescita e un percorso di comprensione che vediamo positivo, e la Piattaforma Notifiche in questo momento è chiusa la candidatura, siamo comunque a un comune su 2 che è riuscito a candidarsi in questo percorso. Come abbiamo detto, le fasi della trasformazione digitale, torneremo anche dopo su alcune cose dette inizialmente anche dai Delfo, quindi importante allineamento tra tutti gli attori del territorio sul fatto che quello che vogliamo provare a fare in questo percorso è appunto una vera trasformazione digitale e che quindi è fatta per quanto riguarda gli avvisi di PA 2026 in diversi elementi. Siamo partiti qualche mese fa, ad aprile primissimi dell'anno scorso, ma poi sono arrivati dopo, quindi l'uscita degli avvisi, quindi in una fase di forte adesione. Oggi siamo entrati a pieno regime nella fase più delicata, che è quella ovviamente di realizzare, di attuare quelli che sono le candidature, quindi tra il dire e poi il fare, riuscire a scaricare a terra il più possibile la realizzazione dei progetti con tutti i benefici che abbiamo citato per cittadini, per pubblica amministrazione e relative attività correlate. Quindi parliamo di alcune fasi importanti. Oggi abbiamo il mondo ICT, quindi scelta del fornitore, lavorazione con i propri partner scelti per quanto riguarda la realizzazione del progetto, fino ad arrivare alla fase finale, che è quella della dichiarazione del raggiungimento dell'obiettivo e asseverazione formale. Quindi nella fase di attuazione sicuramente gli elementi che riteniamo centrali sono diversi, ovviamente quello del ingaggiare, lavorare con i propri partner ICT e stabilire ovviamente quello che è un percorso, ricordandosi che ci sono delle scadenze, c'è un cronoprogramma, c'è un tempo entro cui devo comunque caricare il contratto e dichiarare qual è il fornitore che ho scelto, per poi entrare in una fase successiva che è quella del, grazie sempre ai partner ICT del territorio, riuscire a raggiungere ovviamente quello che è l'obiettivo. E in questo percorso ovviamente poi tutto il supporto già citato, ma centrale in questo territorio di regione di ANCI, sono
elementi fondamentali per poter arrivare alla realizzazione dell'obiettivo nei tempi stabiliti. Poi sappiamo che esiste sempre la possibilità al momento, visto che il 2026 è un po' più in là, di chiedere delle proroghe, però partiamo da un percorso sapendo i tempi che abbiamo davanti e quali sono poi gli obiettivi. E poi arrivare alla fase finale, che è quella dell'asseverazione, quindi del controllo del raggiungimento degli obiettivi, che a seconda degli avvisi sono più o meno semplici. Questa slide è una slide che si integra perfettamente con quello che ha detto all'inizio Idelfo, cioè quello che abbiamo cercato di sintetizzare, cosa significa, cosa vorremmo provare a far significare un vero percorso di trasformazione digitale, e ogni pezzo di questo puzzle può essere visto ovviamente da tutti gli attori, no? Perché ovviamente costruire un percorso con PagoPA, grazie a MyPay, grazie all'integrazione, è un pezzo. Poi l'altro pezzo è quello di riuscire ovviamente ad aumentare l'adozione di quel servizio da parte dei cittadini, erogare ovviamente a 360 gradi e quindi magari integrare questo pagamento grazie a una comunicazione con Appio, e quindi il percorso per il cittadino è completo. Mi arriva la notifica e posso finalmente entrare e pagare, quindi ridurre gli errori, ridurre i tempi. È stato citato l'esempio di Verona, dove anche i tempi per la pubblica amministrazione di recupero dei pagamenti. Quindi è un percorso, è un puzzle che è l'esercizio più difficile che sicuramente abbiamo davanti nel rendere concreta per tutti, e non solo una spesa ovviamente di fondi che sono in parte a fondo perduto, ma in parte, come sappiamo, elevata sono a debito. Ricordo solo brevemente quelli che sono poi i materiali che potete trovare, qua ne ho messi solo alcuni, solo a titolo di memoria, a disposizione su tutto il portale di PA 2026, quindi materiali che riguardano sia risorse tecniche per quanto riguarda i singoli avvisi, e ad esempio cito, per chi non l'avesse visto, ritengo molto interessante, proprio un webinar organizzato da ANCI il 22 di febbraio in collaborazione con il Dipartimento, in cui si è entrato in una fase diversa, si è entrata appunto dalla teoria alla pratica, come realizzare progetti finanziati. Si ripercorre un po' quello che ovviamente citavo un po' prima, quindi dalla risposta all'avviso fino alla fase dell'asseverazione. Quindi invito sicuramente, anche grazie alla collaborazione con ANCI, sia nazionale ma anche territoriale, a guardare questa parte qua. Ricordo che c'è un helpdesk dedicato, che è presente sia dalla fase di adozione fino alla fase successiva, anche durante ovviamente il percorso di preasseverazione o di asseverazione o di richiesta di chiarimenti sui documenti contrattuali da caricare o su una richiesta particolare di proroga perché ci sono alcuni elementi. E ricordo che la presenza appunto di un team territoriale. Ora non siamo né 1000 né i 1000 che citava il buon collega di ANCI, noi siamo un team comunque di 13 persone nel Veneto che da 5-6 mesi, perché è un team che si è costruito negli ultimi 5 mesi, cerca di lavorare a fianco di tutte le strutture appunto territoriali per fare un percorso insieme, un percorso che non finisce oggi, che ci porterà appunto nei prossimi 2 o 3 anni, ma è un percorso in cui appunto vogliamo sia con i comuni ma anche con tutto il mondo ICT costruire uno scambio che credo già oggi sia molto più chiaro e molto più strutturato rispetto all'inizio, quindi questo è anche un ringraziamento a tutto il territorio del Veneto, perché stiamo riuscendo a parlarci bene e a costruire un percorso insieme. C'è comunque sotto l'indirizzo generale nordest@teamdigitale.govern.it per chi non conoscesse ancora per caso i suoi account o Tech Implementation. Mi sentite? Sentite? Sì. Ok, va bene. Avevo comunque finito e quindi volevo appunto ricordare l'indirizzo e che siamo appunto. Non so se mi sentite. Sì, volevi ricordare l'indirizzo e... No, volevo ricordare l'indirizzo appunto, oltre a quello dei colleghi sul territorio, appunto di fare riferimento anche a teamdigitale.nordest per quanto riguarda nordest@teamdigitale.govern.it per chi dovesse avere ancora dei dubbi, e ringraziarvi insomma di questo percorso che stiamo facendo insieme. Grazie mille.
Bene, prima di passare alla parte più interattiva, a me il compito un po', in realtà ho 3 compiti, ho capito. Il primo, ringraziarvi, c'è scritto anche no, però a parte le battute. I risultati che avete visto, sia in termini di adesioni sicuramente al PNR, sia sui pagamenti, sicuramente sono il frutto del lavoro di squadra, di questo ecosistema così ricco, passate il termine, forse magari anche un po' complesso, no, per chi non lo conosce, ma sicuramente un ecosistema molto originale. Quindi se noi siamo a 561 comuni che hanno aderito alle opportunità del PNR, è grazie anche perché non solo la Regione l'ha raccontato, ma moltissimi di voi sono andati ai comuni e hanno spiegato le opportunità del PNR. Quindi siamo sicuramente consci che questi risultati li abbiamo raggiunti attraverso il contributo prezioso delle aziende. Secondo aspetto fondamentale che mi premeva sottolineare prima di andare un po' nel dettaglio è che in realtà, l'ha detto prima il dottor Imodi, siamo nella fase iniziale, adesso dobbiamo riuscire a trasformare queste adesioni in risultati. Quindi la sfida che ci attende nei prossimi mesi è ancora più impegnativa di quella che forse ci ha visto nei mesi precedenti. Per farlo noi vi proponiamo uno schema di ragionamento, ovviamente, uno schema di gioco su cui abbiamo ragionato assieme ad ANCI, al Dipartimento, a PagoPA, ai SAD e quant'altro, ed è fatto fondamentalmente di un programma abbastanza esteso di iniziative, vediamo se riesco, ok, di iniziative, e poi una serie di azioni specifiche per voi. Se vedete la slide, no, lì la vedo, eccola qui, grazie. Parto dalla destra perché secondo me è un aspetto importante che spesso noi magari diamo per scontato. Cioè, abbiamo definito anche un raccordo di livello strategico a livello regionale con la consulta per l'innovazione. È una consulta che è presieduta dal nostro assessore all'agenda digitale Francesco Calzavara e che vede un consigliere, un assessore. Vi stiamo raccontando non è, per quanto magari lucido, illuminato, razionale, l'approccio di una tecnostruttura che ovviamente si mette a servizio del territorio, ma è anche un approccio, in questo caso politico, condiviso tra i diversi livelli di governo. Lavorando assieme a questo livello politico per poi raccordarsi tutti i livelli e tutti i livelli di coordinamento anche sottostanti con il governo, con i livelli operativi sottostanti, a livello territoriale e quant'altro. Quindi prima di tutto abbiamo lavorato sul livello strategico per questo programma di supporto. Secondo, stiamo potenziando le attività che stiamo facendo sul territorio e le vorremmo potenziare con una serie di attività nei prossimi mesi che derivano anche dall'esperienza che abbiamo capito nella vecchia programmazione europea. Molti di voi si sono confrontati con noi, con il SAD, con le autorità urbane nei processi del bando agire per la cittadinanza digitale siti. E quindi l'idea è di rafforzare tutta l'attività di demand, di progettazione, di design, l'attività dei
funzionamento del PNR nei singoli comuni o per aree omogenee. Qual è l'idea? O la proposta meglio, perché poi ovviamente per portare a casa un risultato bisogna essere tutti d'accordo. L'idea è di, come è detto qui, vederci periodicamente, almeno una volta al mese, e affrontare i problemi che emergono, perché lo dicevamo prima, vedo un movimento, ma... C'era un problema che non si vedeva più da remoto. Cioè me lo dite così? Cioè io qui parlavo, no, nel senso... ma adesso ci vedono? Sì, scusate, no. Vedersi periodicamente, ovviamente magari anche in sessioni online per semplificarci la vita, ma il primo appuntamento l'abbiamo voluto fare anche in presenza perché volevamo in qualche modo startuppare questa iniziativa e affrontare una serie di tematiche che voi ci sollevate o che pure arrivano dal territorio. Il punto 2 diventa una conseguenza quasi logica di quello che dicevamo prima, no? Lo diceva benissimo prima Idelfo, noi mettiamo a disposizione delle piattaforme abilitanti per il territorio. Ovviamente queste piattaforme abilitanti sono a disposizione di tutte le aziende ICT che le vogliono utilizzare e dei comuni ovviamente che le vogliono utilizzare, ma noi daremo anche un supporto tecnico per permettere a voi e ai comuni di utilizzarle al meglio e di poterle integrare con i back-office, perché una cosa che non lo diciamo mai, perché ormai è una parola veramente orrenda, l'integrazione, l'interoperabilità, cioè quando il Comune di Verona semplifica la vita cittadina, probabilmente ha sviluppato un connettore che integra il sistema di MyPay, di PagoPA, quindi la parte transazionale con la parte di back office. Ecco, questo è lo sforzo su cui dovremmo forse lavorare, nulla di nuovo per chi è del settore ovviamente, però nei prossimi anni per velocizzare la diffusione dei servizi. Terzo aspetto non banale è quello del sportello PNR. ANCI sta raccogliendo e raccoglierà con questo sportello tutta una serie di segnalazioni che metteremo a fattor comune a tutti i soggetti del territorio in modo tale da evitare che il problema che emerge magari in comune A possa essere uguale al problema del comune B o trovare soluzioni congiunte. In questo caso il supporto del Dipartimento ma anche di PagoPA saranno fondamentali per riuscire anche a anticipare possibili problemi in fase di attuazione. Come ben sapete non esiste un progetto informatico che non abbia mai problemi, quindi affrontare, avere uno spazio anche di confronto neutro per capire come prevenire alcune soluzioni che per noi sicuramente rappresenta un aspetto fondamentale. Ultimo, ma non meno importante, è il tema un po' dei confronti periodici comuni. Noi abbiamo moltissimi comuni che ci chiedono anche qui di instaurare, e guardo in particolar modo non solo i grandi comuni che ovviamente hanno le dinamiche e capacità risolutive autonome, in particolare i piccoli comuni che si rivolgono a questo sportello che ANCI ha attuato grazie anche al nostro supporto per capire come risolvere alcune questioni. Ecco, l'idea di fare una serie di SAL periodici con i comuni è per noi un po' il tentativo anche qua di mettere a sistema tutti gli attori di questo progetto così ambizioso. Prima, scusatemi se provo a cambiare argomento con una metafora, prima sentivo i diversi argomenti e giustamente lo diceva Enzo Moio prima, ma l'ha detto anche il dottor Borgo all'inizio, come in realtà quello che vi abbiamo raccontato e che stiamo mettendo a terra con grande fatica, ovviamente con imprecisioni, ma speriamo anche con dei successi e le iniziative che stiamo chiudendo sia sul bando per agire per la cittadinanza digitali che sulle autorità urbane lo dimostrano, secondo me, il fondo di innovazione. È qualcosa che probabilmente non c'è, no? E siccome se qualcuno è appassionato di atletica oggi si accorge che purtroppo è venuto a mancare uno dei grandissimi saltatori, no? Colui che rivoluzionò il salto in alto passando da un salto diciamo frontale a uno di dorso, di schiena. Ecco, io ho la sensazione che quello che stiamo elaborando in questo territorio, in questo laboratorio che si chiama Veneto, sia qualcosa di questo, cioè sicuramente le altre regioni ci guardano con grande attenzione perché noi stiamo provando a saltare alla rovescia. Non come fanno le altre regioni per dritto, c'è una società in auto, noi saltiamo alla rovescia e noi siamo convinti che saltando alla rovescia salteremo più alti di altre regioni. Quindi siamo convinti che questo nostro approccio sia in qualche modo un approccio rivoluzionario ma che ci darà grandi risultati. Quindi grazie a tutti e apriamo la parte delle domande.
Prima di passare alle domande, no, faccio un attimo un fuori programma, no, prendo solamente una considerazione relativamente a una slide che aveva fatto prima Francesco, no, ma giusto anche per dare anche il senso di perché abbiamo voluto questo incontro qua oggi. No. Leggevo su una slide che si parlava relativamente alle transazioni fatte su PagoPA, che c'erano 69 comuni nel Veneto che avevano attivato la Tari, mentre 290 però forse sì. C'è Alberto Corò del Comune di Padova. Quelli che sono remoto più che altro forse. Ah, beh, sì, Alberto Corò, Comune di Padova. Un po' mi hai rubato l'intervento Idelfo, quindi ma vado, no, ma sto scherzando, quindi cerco di essere complementare al tuo. Allora, finché si parlava e soprattutto il collega di PagoPA ha mostrato i dati, ho cercato di fare un esame di coscienza e anche vedere un po' intorno. E quello che mi ha, oltre ai comuni, è anche il numero di transazioni. Allora, sapendo quante transazioni facciamo noi, ho fatto subito una proporzione, ok? Al che ho detto, vuol dire che c'è qualcosa che proprio non va. Allora, noi su alcuni eravamo molto alti come transazioni, il numero non era altissimo, quindi facevamo una percentuale molto alta di quella fetta. Allora, cos'è che, seguendo quello che diceva Idelfo prima, qui siamo in una situazione sapevamo già di parziale fallimento della PA, ok? Adesso la dico forte, visto che ci sono i colleghi qua delle imprese, ma siamo anche in situazione, diciamo, di parziale fallimento del mercato, perché vuol dire che, scusate, la dico forte in modo da scuotere un attimino, vuol dire che diciamo, non si è riusciti diciamo, tutti insieme a fare un passo, fare un cambio di passo, quindi c'è assolutamente necessità di fare un esame di coscienza sul perché non siamo arrivati lì, non siamo arrivati oltre quei numeri. Quindi assolutamente concordo in tutto il piano che avete mostrato, dobbiamo però a questo punto quel piano tutti quanti salire a bordo, altrimenti la metafora è sempre quella del carro in cui c'è quello che tira a destra, quello che tira a sinistra, quello che tira avanti e il carro non si muove. Quindi
Assolutamente, naturalmente c'è un problema di gap di competenze digitali degli enti, c'è un problema di sottodimensionamento degli enti, ma molto probabilmente dobbiamo porci la questione se anche l'approccio delle aziende sia assolutamente, vada in modo tale da spingere nella direzione tutti insieme. Quindi non mi dico che non ho problemi io e non ho colpe, però chiedo anche alle aziende di valutare qual è il loro approccio nei confronti. Quindi, per poter andare avanti, qual è la strategia corretta? È montare in quel carro lì? Sì, se decidiamo che quella è la strada e la direzione giusta, allora anche, oltre a noi, anche le aziende devono montare sopra il carro e tirare, tutti praticamente nella stessa direzione. Quindi questo è un po' il messaggio che voglio lanciare qui ai colleghi che meno male conoscono, non dico tutti, ma sono una buona fetta. E quindi sono fornitori miei, quindi sono anche miei. Quindi questo è un po' il messaggio. Naturalmente siamo di fronte a una necessità naturalmente anche di budget, ma ce li abbiamo adesso i soldi, quindi non possiamo neanche dire che più è neanche quello. Il problema non è il budget in questo momento, è andare nella direzione giusta. E se devo capitalizzare l'investimento, che è questo il problema, e quindi abbiamo un'etica a questo punto che dobbiamo rispettare tutti, è che è quella di sfruttare bene questi soldi e non di portarli semplicemente a casa e basta. Quindi abbiamo un'etica e noi abbiamo invece l'etica come PA di spenderli bene, quindi non siamo sempre nello stesso carro. Okay. Quindi assolutamente chiedo che tutti quanti facciano uno sforzo in modo tale che il Paese Italia faccia un passo in avanti. I comuni hanno delle difficoltà, abbiamo una responsabilità, tutti, comprese le imprese, a farli fare un passo in avanti in maniera significativa. Vuol dire che il giorno dopo che ho finito i soldi io ho fatto 3 passi in avanti, non 1, 3. Okay, questa è la cosa. Scusate l'intervento un po' così di impeto, però insomma penso che così adesso do la parola, magari qualcuno mi tira su. Però. Di impeto ma temerario, no? Posso rispondere? C'è un'impresa? Sì, anche pago PA e ho apprezzato l'intervento, va nella direzione che vogliamo perseguire. Però come si dice, c'è un detto, no? Di buone intenzioni è lastricata la strada per l'inferno. Va bene, tutti gli attori devono contribuire, ma nel reciproco interesse. Cioè ognuno, operando nel proprio interesse, può fare del bene alla comunità. Voi come comune nell'indicare la strada. Io voglio questo sviluppo perché mi porta a avere questo beneficio. Integro il messaggio sull'appio col pagamento, piattaforma, non mi ripeto, lo sappiamo tutti come funziona. Il fornitore fa il suo interesse, deve fatturare, quindi voi dovete guidarlo. Però dall'altro il rovescio della medaglia è che il fornitore che vende un qualcosa oggi che domani è inutile, domani non venderà più. Quindi questo è il messaggio che mi sento di lasciare. Voi enti spingete affinché copiate, la Cina ci ha costruito un impero, copiate e andate avanti sulle best practice. Fornitori, date soluzioni che siano utili agli enti, anche per il vostro futuro. Va bene, se uno dei... Certo che sì. Definitivamente. Poi ci scambiamo i numeri eventualmente. No, vabbè. Allora manca una cosina molto probabilmente, che è un po' quello che dicevo prima Enzo, la cinghia di trasmissione. Perché allora abbiamo le iniziative, abbiamo i soldi, manca forse, almeno adesso sto guardando al lato PA, ok? Quindi a questo punto non distribuisco messaggi alle imprese. Tu prima dicevi, ti do del tu, scusami, dare la direzione. Benissimo, è proprio questo il problema. Noi diamo la direzione, la Regione sta dando la direzione, magari le comuni capoluogo forse la vedono, la direzione non è detto, ok? Quindi mi prendo in mezzo anch'io. Il problema è che gli enti piccoli, come diceva prima Enzo, hanno questo problema della direzione ed anche dare indicazioni corrette. Quindi dobbiamo anche molto probabilmente capire se c'è un'organizzazione diversa e non frammentata, okay? Quindi il discorso dei SAD, delle AU, così via, però vuol dire strutturare, vuol dire avere risorse, molto probabilmente leggermente aggiuntive, okay?
per riuscire in questo momento a dare la direzione, perché tutti siamo presi a 50.000 stupidaggini, okay, che va dal cellulare dell'assessore, passatemi il termine, a diciamo i grandi sistemi, e perdiamo di vista la direzione. Questo è un classico, non è che insomma, anche le aziende quando lavorano sono Slack, stanno fatturando e perdono la direzione, a un certo punto hanno perso la strada e via. Quindi stessa cosa capita anche a noi. Quindi l'importante sarebbe anche qui fare una riflessione su come strutturare in maniera proprio, diciamo, portare a terra un'organizzazione che permetta di dare la direzione a tutti gli enti, compresi i piccoli. Non funziona più il piccolo comune perché non ce la fa, è inutile, dovrebbe avere una risorsa dedicata a quello, ma fa conto se ha 40.000 euro per pagare uno stipendio in più, non ce la fa. Quindi ecco il discorso delle aggregazioni, ma strutturate, non della serie facciamo qualcosina e così via, vuol dire avere delle persone che in maniera strutturata supportano i comuni, ma dentro l'organizzazione, quindi con convenzioni e così via, che danno questa direzione. Quindi seguo te e seguo anche Enzo su quello che avete detto. Magari sarebbe utile sentire anche qualcuno dei falliti qui presenti, come ha detto Alberto. Non era in loro, era nel processo, dai, lo facciamo. Qualcuno che sta seguendo i comuni del PNRR, che situazione ha? Buongiorno, sono Giampaolo Lauzzana di SMC, gruppo DGS. E l'occasione, intanto vi ringrazio per l'incontro, perché si è partiti giustamente da dei concetti alti da parte del dottor Corò sull'etica dell'utilizzo dei soldi. C'è un punto che onestamente da azienda mi sento di sottolineare. Quando si dice che ci sono tanti soldi, non sono problemi di soldi, è forse un po' il rischio dell'ebbrezza che c'è nelle amministrazioni. E lo dico perché molto spesso succede che i comuni hanno a che fare, tanto per trovare un casus, del famoso ticket per realizzare il nuovo portale del cittadino e si credono che con l'utilizzo del ticket sviluppano il progetto e poi va tutto bene. In realtà si accorgono solo dopo che hanno dei costi di continuità da garantire e dove li troviamo, problemi di bilancio. Quindi secondo me una delle cose più importanti che deve essere fatta dall'amministrazione regionale e dai gruppi anche di coordinamento territoriale, delle LANCI soprattutto, è quello di aiutare la gestione amministrativa di bilancio a concepire che questi soldi, perché siano non un task, una tantum, ma che garantiscono quella trasformazione digitale che Delfo Borgo citava prima, cioè deve essere un processo continuativo e garantito negli anni, deve aiutare la parte amministrativa e contabile per fare bene questi conti, utilizzando bene questi soldi. Perché altrimenti le aziende poi quando si trovano a confronto con delle opportunità si accorgono che non si riesce a far quadrare il progetto utilizzando i fondi del PNRR e sembra un assurdo, ma è così. Per cui i soldi possono sembrare tanti, ma non è detto che siano tanti, se no rimangono dei semplici fondi strutturali. Non sono fondi strutturali, sono dei fondi una tanto, come è giusto che siano, ma bisogna trasformarli in fondi strutturali e questo è un processo un po' complicato, che non a tutti è chiaro. Grazie. Qualche altra... Non so se riusciamo a raccogliere qualche spunto online, ma veramente faccio... No. Boh. Se c'è qualche domanda online o ce la scrivono in chat e poi... Sì, volentieri. Ma sulla proposta di piano, il tavolo, gli incontri sulle piattaforme, andiamo avanti? Cioè il silenzio non lo prendiamo come assenso? No, cioè perché se no mi ci Massimo Codato, Deda Group. Allora, riflettendo su quello che avete detto, innanzitutto complimenti per aver fatto questo tavolo e sicuramente sì, assolutamente bisogna continuare in questa direzione. È così che si fa, nel senso che credo che nessuna azienda abbia la soluzione migliore in assoluto per poter servire la pubblica amministrazione, e una pubblica amministrazione intelligente, come lo siete, avete dato dimostrazione, fa queste cose qui, fa esattamente queste cose qui. Quindi grazie per aver organizzato questa cosa e non possiamo che seguirvi. Mi veniva in mente una cosa.
Io sono sufficientemente senior per ricordarmi quando le autostrade avevano dei caselli dove bisognava uscire e rientrare e ripagare un altro biglietto, dove praticamente non esisteva ancora il telepass e non esistevano ancora le possibilità di poter avere un pagamento, no, in corso mentre la macchina corre. Non so se è l'esempio corretto, però credo che in quell'epoca, e sicuramente anche prima che nascessi io, le autostrade finivano come dire, alle porte di Mestre, uno doveva attraversare Mestre, rimontare in autostrada a Marghera, rifarsi un pezzo fino a Padova, rifare un pezzo di statale, rimontare nell'autostrada di competenza della Padova-Brescia, poi riuscire e rifarne un altro. Quindi per andare a Milano uno ne aveva da fare. Allora mi chiedo, è stata la competenza delle imprese che hanno realizzato le autostrade, i caselli, le forniture, i servizi, le pulizie, i casellanti, tutto quello che possiamo rappresentare mutati mutandis noi del mondo dell'ICT nella chiave odierna, a favorire il fatto che uno oggi possa andare da Trieste a Milano senza uscire mai dall'autostrada? O è stato il disegno e il progetto della pubblica amministrazione che ha favorito il fatto che le imprese poi, acquisendo i vari chiaramente appalti e via dicendo, abbiano potuto fare? Beh, allora il discorso è un po', perché poi mi viene in mente, che ne so, i morti nelle autostrade e qualche imprenditore qui della zona che si è inventato in New Jersey, che è nato qui, contrariamente a quello che si pensa che sia nato negli Stati Uniti, quello nuovo che viene montato poi è stato esportato. Quindi le imprese hanno anche la capacità di inventarsi delle soluzioni che poi possono partire, guarda caso, qui da questa regione molto virtuosa, questo nord-est, e poi essere esportati e portati da altre parti. Quindi come si fa? Secondo me la soluzione l'avete già trovata, è fare sta roba qua, cioè fare il momento in cui voi partecipate il bisogno e ci dite esattamente quali sono i punti di carenza, cioè quali sono il pezzo, perché se dobbiamo andare da Trieste a Milano e manca un pezzo, cioè per assurdo il passante di Mestre, e continuiamo ad andare tutti per la tangenziale, non lo risolviamo mica, cioè dobbiamo fare quella roba lì. Poi vinca il migliore dal punto di vista, o i migliori, perché non serve solo un'azienda sola per fare il passante, ne servono molti. Quindi credo che l'esempio di porsi un obiettivo, e l'obiettivo ci sono, dall'altra parte avere gli strumenti nazionali, cioè pago PA, AP e via dicendo, siano sicuramente gli strumenti. Noi rappresentiamo coloro i quali, una volta che è chiaro l'indirizzo, cioè andare dal punto A al punto B, bisogna man mano che si va avanti dire quali sono le priorità. In questo momento ho avuto modo di confrontarmi con Enzo, eccetera, voglio dire, in queste settimane, eccetera. Giustamente chi rappresenta il comune da 2.000 anime, quello da 15.000, quello da 20.000, un po' inorridisce nel vedere che un comune piccolo va a spendere quello che spende poi un altro comune piccolo, altro comune piccolo, altro comune piccolo, e via dicendo, creando dei doppioni a misura. Però d'altra parte le imprese che devono fare reddito e fatturato, ve lo dico dalla parte di qua della barricata, è anche normale che si vadano a proporre un po' a tutti quanti i comuni. Quindi io credo che i temi di dire aggregatevi, fate come dire, o le RTI o l'ATI che servono per poter arrivare agli obiettivi e via dicendo, siano cose che già facciamo come imprese, ma che nel momento in cui parte un indirizzo da questi tavoli qui, da questo tavolo qui, poi ovviamente vinca il migliore con le regole di mercato, con le regole della pubblica amministrazione, però questo ci permette a noi imprese di non essere presenti su 1000 idee, 1000 cose contemporaneamente, o, la dico banalmente, semplicemente cogliere le opportunità della gara più cicciotta e lasciar perdere la gara più piccola, perché poi sempre parlando molto onesto e sincero è così. Quindi io credo che questo che avete messo in piedi sia lo strumento giusto, e se man mano che andiamo avanti ci dite anche quali sono i problemi che stanno più a cuore in ordine di importanza, credo che poi dietro le aziende, che sicuramente sono presenti, tutte aziende assolutamente intelligenti, capaci di fare il proprio mestiere, avranno sicuramente la possibilità di fare o in proprio o aggregate l'ordine di priorità che sta più a cuore alla pubblica amministrazione, evitando quello che diceva Corò poco fa, che dice è un parziale fallimento. Sì, parziale fallimento, però vediamo anche la mezza bottiglia piena, nel senso che non saremmo qui se non avessimo messo a terra una serie di esperienze. Ultima cosa, non è stato parlato di un'area importante che secondo me i comuni hanno, che è l'area
socio della parte sanitaria, che è un'area che è importantissima e che impatta tantissimo con l'agenda digitale. E su questo io vedo un'altra opportunità sia per Regione che per noi mondo dei fornitori, cioè che è quello di fare connect the dots tra l'ambito sanitario e l'ambito sociale, in quanto sono due ambiti che non hanno una linea di confine netta. È facile che un assistente sociale abbia bisogno di consultare una cartella clinica di un paziente che invece è ospedalizzato o viceversa. Quindi la Regione o le Regioni, insomma, se parliamo di Nord-Est, hanno fatto e stanno facendo molto in questo senso. Credo che i comuni abbiano un'altra importante opportunità che, tradotta al lato nostro, può diventare occasione di darci da fare e di lavorare, che è quella di completare un percorso che dal punto di vista sanitario è già stato fatto molto, nella parte sociale, nella parte di connessione, credo che anche qui ci siano delle cose da poter fare. Grazie. Grazie. Mi dicono dalla regia che chi è online può alzare la mano, gli passiamo la parola, quindi non deve scrivere in chat. Se intanto c'è qualcun altro in presenza che vuole dire qualcosa. Finché aspettiamo, magari dico da un paio magari di risposte un po' alle suggestioni che abbiamo raccolto, no? Cioè, uno degli elementi fondamentali che noi vorremmo con queste proposte di attivare questi tavoli, ovviamente non è per dire quale sia solamente la direzione, noi vorremmo costruire assieme la direzione, ovviamente. È chiaro che l'obiettivo, ce lo mettiamo davanti noi, no? Ma è che le strade sono molte diverse e l'importante è avere la visione anche di voi che operate nel mercato, è fondamentale per noi, ma non perché poi siete quelli che fanno le cose, cioè perché altrimenti il rapporto sarebbe, vabbè, decido io cosa fare, lo fai, facciamo una gara e risolviamo il problema. Non è quello l'obiettivo, è che in realtà noi vogliamo portare sul tavolo tutti voi perché vogliamo costruire assieme le strade, vogliamo arrivare a definire assieme le strade, soprattutto vorremmo anche farci contaminare, perché non è che noi siamo i detentori massimi delle soluzioni, noi siamo coscienti, mettiamo sul tavolo le nostre professionalità, i nostri limiti anche, soprattutto, e vorremmo riuscire anche a colmare questi limiti con le professionalità che voi siete in grado di mettere a disposizione, perché poi spesso gli obiettivi nostri sono un po' anche diversi, noi possiamo permetterci il lusso anche di operare dove il mercato fallisce, voi invece dovete operare dove il mercato invece ha un successo, perché altrimenti non fareste bene il vostro lavoro. E dobbiamo unire queste forze, ma anche con le vostre idee, perché è chiaro, quella provocazione prima delle autostrade, in realtà non è stato che c'era un'esigenza di qualcuno, ma qualcuno ha posto una soluzione che non è la pubblica amministrazione che deve trovarla insieme con un mercato, soprattutto poi nell'ottica della sostenibilità, che è l'obiettivo fondamentale. Dobbiamo trovare insieme una sostenibilità che sia per il comune, per le pubbliche amministrazioni, ma anche per voi, per il mercato, perché altrimenti dopo il 2026 cosa faremo? Avremo aziende, ci sarà un tracollo completo perché poi la pubblica amministrazione non ha le risorse per continuare a fare quello per cui è iniziato. Voi non riceverete più risorse, a quel punto cosa ci sarà? Dobbiamo pensare di traguardare in questi anni qua e dobbiamo farlo assieme ai nostri obiettivi e ai vostri obiettivi, che sono ovviamente anche diversi sicuramente, però messi assieme ci permetteranno di raggiungere quegli obiettivi condivisi che noi ci poniamo di trasformare il mercato. Per questo che vogliamo farlo insieme con voi, ma con le vostre idee anche, con il vostro, non solamente con il vostro supporto. E questo è un aspetto fondamentale. Bene, sono le 11:45, se non ci sono osservazioni online non mi sembra si muova nulla, quindi vi auguriamo buona giornata e ci rivediamo presto per fare un ulteriore passo in questa direzione condivisa che abbiamo avviato oggi. Quindi buona giornata a tutti e buon lavoro. Salutiamo anche i colleghi da remoto. Ci vediamo presto, magari di persona.